Stipati come sardine, costretti a viaggiare in condizioni disumane e per di più ad arrivare in ritardo. La quotidiana odissea dei pendolari della linea ferroviaria Treviso-Venezia si arricchisce di un nuovo capitolo. L'orario è sempre quello tra le 7 e le 8 del mattino, quando lavoratori e studenti devono raggiungere uffici e scuole. Il regionale delle 7:25 è in ritardo di un quarto d'ora. I pendolari si riversano sulla banchina per salire sul convoglio delle 7:36 proveniente da Conegliano. Tutta la gente non è riuscita a salire in quanto ormai la banchina era piena. Tra l'altro ho sentito che il treno delle 7:07 sempre in partenza da Treviso era stato soppresso, quindi provate a immaginare la gente accalcata alla banchina per salire. Sul treno ormai strapieno l'aria è irrespirabile, la gente grida, una signora si sente male, il convoglio resta fermo a Mogliano, si cerca un medico, la linea ferroviaria si blocca per diversi minuti ed i treni accumulano ulteriori ritardi. È la normalità, più di qualche volta bisogna fare le corse, ci si spinge a vicenda per prendere il treno perché impegni di lavoro, impegni di università non ci si può permettere di saltare la corsa. Però se si entra si è stipati, non c'è aria e si aspetta sempre l'apertura delle porte per prendere un attimo una boccata d'ossigeno che non c'è. Una situazione insostenibile che si ripete da troppo tempo e spinge diversi pendolari ad abbandonare l'utilizzo del treno tornando all'auto. In tempi di crisi e precarietà il rischio di perdere il lavoro per i continui ritardi non è certo un lusso che ci si può permettere. Per me che sono un pendolare e tra l'altro anche un lavoro precario è una cosa che non è ammissibile perché rischio anche di perdere il lavoro. Giovedì il treno è stato soppresso, venerdì era comunque in ritardo e oggi l'ennesima situazione, 3 giorni su 3 in ritardo non me lo posso permettere. Intanto i disagi continuano. Proveniente da Udine e diretto a Venezia Santa Lucia arriverà con un ritardo previsto di 30